Domani la giornata mondiale con iniziative anche ad Agrigento. Progetto pilota della CNA sulla telemedicina in Sicilia. Condanne per le infermiere che somministravano vaccini anti-Covid falsi. Sequestro di beni a Barcellona Pozzo di Gotto. Droga, c'è un nuovo pentito. Una ragazza per il cinema, un concorso nazionale con ragazze da tutta Italia. Oggi turno infrasettimanale per l'Acragas all'Esseneto. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, domani ricorre la giornata mondiale dell'Alzheimer. Ad Agrigento si terrà la seconda edizione dell'evento La Passeggiata dei Ricordi, il servizio di apertura di Arturo Cantella. 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, con un'interessante iniziativa, la Passeggiata dei Ricordi, realizzato dall'UOC Malattie Degenerative Involutive, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, diretto dalla dottoressa Liana Cucciardino. Un'interessante iniziativa, ecco, annunciamo che domani c'è questo evento importante e come si svolgerà? Domani cade il 21 settembre la giornata mondiale dell'Alzheimer. La nostra unità operativa, che afferisce al Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottore Giordano, ha organizzato questa seconda edizione della passeggiata, la Passeggiata dei Ricordi. Questa manifestazione coinvolgerà tutti noi e proprio lo slogan di questa giornata per noi sarà proprio quello: la forza di non sentirsi soli, e siamo tutti uniti, pazienti dei centri diurni Alzheimer dell'ASPI di Agrigento, gli operatori e l'associazionismo che opera nell'ambito del volontariato, la Croce Rossa Italiana e i vertici aziendali che ringraziamo per la loro sensibilità nel promuovere queste manifestazioni di promozione alla salute. Ci vede tutti uniti perché la nostra forza è questa. Vogliamo trasmettere questo messaggio, che solo tutti uniti, unendo le nostre competenze, le nostre professionalità, le nostre esperienze di ognuno di noi, possiamo dare un valido contributo ai pazienti e anche alle famiglie. Non dobbiamo mai farli sentire soli, e questo proprio per noi questo per noi vuol dire giornata mondiale Alzheimer, giornata di consapevolezza, di sensibilizzazione, di abbattimento nei confronti dello stigma nei confronti di questa patologia. Una patologia che ovviamente è un incremento che ha dei numeri esorbitanti. Basta pensare che l'OMS e l'Alzheimer Disease International l'hanno definita come una delle priorità mondiali di salute pubblica. Oltre 1 milione di italiani sono affetti da demenza e i numeri sono ancora più grandi, perché oltre 3 milioni sono le persone che direttamente o indirettamente sono coinvolte nell'assistenza di questi pazienti, per cui i numeri sono davvero grandi, con un grosso impatto da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale. E quello che noi vogliamo trasmettere è proprio quello: prevenzione, perché la ricerca ha fatto passi avanti sulla terapia, basta pensare agli anticorpi monoclonali, ma quello su cui dobbiamo fare leva, la forza deve essere una diagnosi precoce, perché una presa in carico tempestiva significa ritardare la progressione della malattia e ridurre questo forte impatto da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. E questa passeggiata si svolgerà, vista l'esperienza emotiva davvero impattante nei confronti dei pazienti e dei familiari dello scorso anno, all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Centri. Si tratta di un percorso di bellezza, di arte, di cultura, ma anche di ricordo, di rievocazione. Verrà fatta al Museo Griffo e di questo ringraziamo in maniera incondizionata il direttore dell'ente parco per la preziosa ospitalità. Seguirà poi la visita dei Telamoni fino al neoritrovato teatro antico. Quindi un percorso importante non solo di socialità, ma anche e soprattutto di terapia non farmacologica, che è adatta anche ai pazienti con delle forme gravi di demenza.
Domani giornata mondiale dell'Alzheimer, tantissime le iniziative che il vostro centro sta organizzando. Sì, il nostro centro diciamo che cura tutto l'anno queste iniziative, perché uno degli obiettivi è quello di lavorare con le famiglie, con i caregiver e sicuramente sostenere i pazienti, oltre che dal punto di vista clinico, anche dal punto di vista appunto della riabilitazione e della socialità. Quindi creare sempre momenti e attività che prevedono anche la partecipazione di associazioni, di altri esperti che possono stimolare maggiormente i nostri utenti, quelli che specialmente frequentano il centro diurno Alzheimer. Tania Chillemi, neuropsicologa dell'UOC Malattie Degenerative ed Involutive della Spuno di Agrigento. Mi occupo all'interno della struttura in particolare dell'attività che si svolge all'interno dei centri diurni. Mi ricollego appunto a quello che ha detto il nostro direttore, l'importanza che noi diamo alla stimolazione cognitiva in senso ampliato, cioè stimolazione del paziente in senso multisensoriale, quindi partendo dalle attività cognitive sulla memoria, sull'attenzione, le attività di funzione cognitiva superiore, e associato a questo l'attività di riabilitazione in gruppo, perché la forza del gruppo è assolutamente trainante e coinvolgente e fa sì che ci sia un ritorno per tutti i partecipanti, e soprattutto l'attenzione alle famiglie, che sono coloro che hanno il carico dei loro assistiti, ma sono anche coloro che diventano risorsa per l'assistito, e quindi noi svolgiamo la nostra attività in parallelo con i familiari, associando all'attività del centro diurno anche dei gruppi che noi chiamiamo multifamiliari, perché appunto inseriamo all'interno del gruppo familiari e assistiti, coinvolgendoli all'interno di un dialogo aperto su quelle che possono essere le problematiche della patologia, ma anche su quelli che sono le loro aspettative, i loro interessi, tutto ciò che li coinvolge nella quotidianità. Questo è il nostro motto: tutti insieme, si diceva prima, insieme per fronteggiare la malattia, insieme per trovare delle opportunità di benessere. Questo è proprio il nostro motto. Luoghi della cultura siciliani aperti anche di sera al costo di €1 per le giornate europee del patrimonio, il servizio. Numerosi musei, parchi e luoghi della cultura della regione siciliana che nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 aderiranno alle giornate europee del patrimonio, GEP, un appuntamento fisso promosso dal Ministero della Cultura per riaffermare la centralità del patrimonio artistico e del suo valore storico identitario. L'iniziativa fu avviata nel 91 al Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea, che quest'anno avrà come tema Patrimonio in vita, riprendendo lo slogan europeo Living Heritage, scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai paesi aderenti alla manifestazione. 2 giornate insomma di visite guidate, iniziative speciali che vogliono essere un invito a riflettere sul patrimonio culturale e immateriale inteso come sinonimo di matrimonio vivo. Queste giornate, afferma l'assessore ai beni culturali Scarpinato, aggiungono un prezioso tassello alle numerose iniziative messe in campo dalla Regione per accrescere e incentivare la fruizione dei nostri siti e soprattutto per avvicinare i giovani all'arte. Nelle 2 giornate sarà possibile accedere ai luoghi di cultura con orari e costi ordinari, mentre per quella straordinaria di sabato 23 settembre serale, che sarà di 3 ore, si pagherà un biglietto d'ingresso al costo simbolico di €1, escluse le gratuità previste per legge. Tra i luoghi segnalati ad Agrigento sarà possibile effettuare le visite al sito archeologico Vito Soldano di Canicattì, un'apertura straordinaria con l'inaugurazione dell'antiquarium e la presentazione del progetto di recupero e tutela paesaggistica che prevede l'espianto di un vecchio vigneto e l'impianto di un vitigno a bacca bianca da mostro. Domenica 24 invece andrà in scena l'Opera dei Pupi al Museo Griffo, con ingresso gratuito per i bambini di tutte le età, a cura del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino.
L'ASP di Agrigento ricerca immobili da destinare a sedi di Guardia Medica a Giardina Gallotti, Castrofilippo, Comitini, Lucca Sicula e Villafranca Sicula. Servono invece locali per i consultori familiari di Raffadali e San Biagio Platani. La durata della locazione è di 6 anni. Gli interessati possono contattare gli uffici dell'ASP di Agrigento. Il grave incidente di ieri sera in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, dove una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali, ripropone il gravissimo problema dell'illuminazione pubblica nella zona. La ragazza di 24 anni di Favara, trasferita a Caltanissetta, sarebbe in prognosi riservata. Gli accertamenti di quanto accaduto sono svolti dai carabinieri. Noi ci limitiamo soltanto a segnalare per l'ennesima volta il buio che interessa tutta la zona. Nonostante i rischi per i pedoni, nessuno dal comune finora ha avvertito il dovere di intervenire. Dal 29 settembre al 1 ottobre a Sciacca si terrà Ducizza, il festival dei dolci siciliani e in particolare saccensi. L'appuntamento è nel quartiere di San Michele. Da contorno alla manifestazione anche momenti culturali. Ieri abbiamo pubblicato il video di un pullman lasciato parcheggiato in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle. Oggi ci viene segnalato che il pullman è ancora parcheggiato e sono 48 ore senza sapere il motivo della sosta. C'è da aggiungere che il pullman nasconde il muro artistico che serve ad abbellire la zona. Ovviamente serve ad abbellire, non consentendo questa sorta di anarchia. Giriamo il caso al comando della Polizia Locale di Agrigento. Un corso di scrittura per stimolare la lettura. Vediamo. Una appendice, diciamo così, doverosa dopo il Festival di Letteratura, K Festival, che abbiamo fatto a fine luglio al Tempio di Segesta. È un proseguimento che riguarda appunto un corso di scrittura. È un cantiere, un laboratorio che stimola soprattutto la lettura e renderà i partecipanti intanto a leggere i libri in maniera più consapevole. Anche un testo molto noto, già conosciuto, probabilmente già letto, leggerlo in maniera differente, da angolature che persone che sono anche avvezze alla lettura non conoscono e le imparano da parte di chi fa della scrittura una professione. E poi la bravura delle docenti, che conosco personalmente tutte, stimolerà, toccherà dei punti presso gli alunni, gli allievi di questo corso, che magari adesso non conoscono e che possono portarli, indirizzarli verso una buona capacità di scrittura. E anche svegliare loro la possibilità, non so, di cominciare a scrivere. E anche questo, non c'è dubbio. L'Associazione per l'Arte da sempre è solita a lasciare sul territorio ciò che gli artisti producono nei loro spettacoli, quindi creiamo la parte laboratoriale. Il corso comincia con Nadia Terranova il 30 di settembre, tutti saranno svolti al Collegio dei Gesuiti. E proseguiremo il 7 e 8 di ottobre con Marina Pierri, che è una giornalista, quindi tratteremo anche la parte giornalistica di scrittura. E continueremo il 14 e il 15 con Beatrice Monroi e finiremo il 21 e il 22 con Evelina Sant'Angelo. Sul nostro sito associazioneperlarte.it trovate il link dove potervi iscrivere, e a un numero chiuso che abbiamo stabilito di 20. Già più del 3/4 sono già stati occupati, quindi affrettatevi per chi volesse partecipare, perché credo che sforeremo il numero, però di poco. Una ragazza per il cinema. Parliamo del concorso nazionale di bellezza, un progetto che ha tra i partner Ego Green con l'imprenditore Marcello Giavarini, il quale crede fortemente al progetto, che coinvolge ragazze provenienti da tutta Italia. Arturo Cantella. Una ragazza per il cinema, il prestigioso concorso nazionale di bellezza e talento giunto alla sua 35esima edizione, ha visto protagonista l'azienda Ego Green, il cui patron, l'imprenditore Marcello Giavarini, ha creduto fin da subito in questo progetto che abbraccia e celebra la bellezza femminile,
Una ragazza per il cinema prevede la presenza delle splendide ragazze provenienti da tutta Italia alla finale nazionale che si terrà in Sicilia e proprio a Taormina. Dopo un lungo e attento percorso di selezione regionale sono state ben 81 le miss che sono arrivate al momento più importante della proclamazione della vincitrice. Per l'edizione del 2023 è stata proclamata Miss Ragazza per il cinema Beatrice Savignani, una splendida giovane proveniente dall'Umbria di 19 anni, incoronata proprio dallo stesso Giavarini. Nei giorni di preparazione e selezione della Miss, Giavarini con la sua azienda Ecogreen si è resa protagonista dell'assegnazione di una faccia speciale, un volto per Ecogreen. Il presidente Giavarini, insieme al team manager composto dal direttore generale Luca Puzzo, da quello del marketing Giovanni Russo e dal responsabile delle vendite Daniele Consiglio, ha provveduto a scegliere la ragazza vincitrice dello speciale premio messo in palio da Ecogreen. La vincitrice della fascia è stata Gaia Frisciotti, di 18 anni, di Catania, aggiudicandosi la fantastica esperienza di essere il volto protagonista della campagna di comunicazione della celebre azienda Ecogreen 2324. C'è un nuovo pentito che riguarda il traffico di droga. Vediamo di chi si tratta. Faceva affari con la mafia di Partinico per il traffico di droga. Adesso è diventato un collaboratore di giustizia. Si tratta di Antonio Tranchida, 37 anni, di Paceco, nel Trapanese, invischiato in numerose operazioni che hanno visto al centro importanti traffici di droga e legato da amicizia con esponenti di spicco della mafia di Partinico insieme alla famiglia Vitale. Tranchida era stato arrestato con Giuseppe Accardo, anche lui di Paceco, assieme ad altre 30 persone. Secondo l'accusa avrebbero fatto parte di una delle 5 bande smantellate nell'operazione Gordio, messa a segno dai carabinieri del ROS di Palermo nel luglio del 2022. Le accuse erano spaccio di droga importata da Lazio e Calabria, ma anche spedizioni punitive e danneggiamenti. Condannato lo scorso luglio a 4 anni e 4 mesi di reclusione, ad agosto ha deciso di collaborare. Tranchida adesso sta parlando con diversi magistrati della Procura di Palermo. Alcuni suoi verbali sono stati già depositati in diversi processi in corso che vedono importanti affari malavitosi. Secondo quanto trapela il 37enne, sarebbe in grado di svelare circostanze e fatti fondamentali sull'asse mafia-droga, perché il suo non era affatto un ruolo marginale in questi contesti. Ha già confermato che la marijuana viene coltivata nelle campagne di Partinico, mentre per la cocaina si fa affidamento ai Pesce di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Ma di cose il pentito ne ha tante da riferire sugli affari tra la mafia di Partinico e il narcotraffico della Calabria, e non è escluso che ai racconti seguiranno le operazioni. E già qualcuno trema. Progetto pilota della CNA sulla telemedicina in Sicilia. Al Museo Archeologico di Agrigento si è parlato di medicina tra presente e futuro. Il servizio di Arturo Cantella. Un'importantissima iniziativa oggi che parla di telemedicina con il coinvolgimento di molte parti della società civile, studenti, professori, pensionati, insomma l'impegno della CNA in questo settore. Sì, oggi si completa un percorso molto importante. Abbiamo messo avanti come CNA Pensionati un progetto pilota sulla telemedicina, progetto che serve a venire incontro ai pazienti più fragili, agli anziani e ai pensionati che hanno difficoltà ad accedere alle lunghe liste d'attesa del sistema nazionale sanitario. Il progetto cosa prevede? Prevede una serie di device dati ad un panel di 250 pensionati a cui si sono monitorati tutti i parametri vitali che vengono poi conservati in un server condiviso e a cui si può accedere, i medici di famiglia possono accedere. Tutto questo cosa significa? Significa avvicinare il paziente, il pensionato nella fattispecie, al medico, bypassando le liste d'attesa, bypassando le lungaggini del Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo era quello appunto di portare una sanità, di mettere una sanità paziente centrica, quindi di mettere il paziente al centro della sanità e non al contrario. Noi abbiamo
posto l'obiettivo in questo progetto partendo da tutta una serie di valutazioni che sono la spending review, che il Covid che ha allontanato sempre più i pazienti dagli studi medici, per far sì appunto di avvicinare il paziente alla medicina. Abbiamo la necessità di vedere istituito questo progetto in modo tale che, finanziandolo attraverso le ASP, si possa istituzionalizzare e far sì che diventi la realtà, il futuro della medicina. Parliamo oggi di questo progetto pilota che parte da Agrigento sulla telemedicina. Sì, questa è un'iniziativa promossa dal CNA Sicilia che sta coinvolgendo tutte le province siciliane. Siamo partiti da Agrigento e il tour sarà nei prossimi giorni su Ragusa, Siracusa, Catania, Palermo. Gireremo tutta la Sicilia per sensibilizzare i nostri pensionati assieme alle istituzioni e alle autorità di un nuovo modello di fare medicina, quello di arrivare direttamente ai medici di famiglia. Questo lo facciamo attraverso questa sperimentazione grazie a un'impresa nostra associata che ha individuato un modello di progettazione ma anche di inserimento di questi strumenti in modo da poter dare immediatamente al medico di famiglia la terapia qualora quel paziente avesse un problema di salute. Questa è la nuova iniziativa, dicevo poco fa nel mio intervento, che proprio ieri abbiamo avuto un invito da parte del Presidente della Regione Schifani e dell'assessore Falcone sul piano di stabilità 2024-2026, dove tra i punti chiave del nuovo patto di stabilità della Regione c'era la telemedicina. Come sappiamo anche il PNRR ha una voce importante sulla telemedicina e il CNA, avendo un numero importante di pensionati e un numero di imprese che possono accompagnare questi pensionati in questa assistenza, ci siamo messi a disposizione per poter dare questa portare questa voce un po' in tutto il territorio siciliano. In merito al nuovo incarico che la CNA nazionale, ringrazio il segretario nazionale Gregorini di aver dato la fiducia in merito al coordinamento dell'area sociale, la telemedicina e il modello siciliano cercheremo di portarlo in tutte le regioni d'Italia. Quanto è importante anche per la vostra categoria questo progetto pilota che la CNA sta lanciando qui oggi ad Agrigento? No, questo lo vorrei subito sottolineare, che iniziò a discuterne di questo progetto già siamo stati noi pensionati, e precisamente 14 mesi fa. Noi abbiamo fatto già 2 convegni, uno a Palermo, un altro a Siracusa, ne abbiamo discusso a Canicattì, ora facciamo questo ad Agrigento e poi completeremo con quello di Siracusa. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una cosa di estrema importanza, perché il pensionato non può essere né ghettizzato né quantomeno citarlo nei momenti particolari. Succede una disgrazia, allora il pensionato. Oggi che è cambiata la società, di conseguenza è cambiato il modo di vivere, perché mentre una volta, soprattutto nei piccoli centri, era un momento, il pensionato era sempre occupato, perché c'era la famiglia. Oggi è cambiato il mondo e il mondo non può cambiare solo contro i pensionati, contro gli anziani, i soggetti deboli. Oggi più che mai ci deve essere un impegno della società, di tutti, destra, sinistra, mezzala, sindacati, chiese, perché tutti assieme dobbiamo lavorare per questo progetto fondamentale. Grazie. Segretario nazionale, oggi lei ha voluto essere qua presente a questa iniziativa ad Agrigento per lanciare questo prototipo che parte proprio da qui, questo progetto innovativo sulla telemedicina, un progetto sicuramente importante e innovativo. Sì, con estrema soddisfazione e con grande orgoglio. Io sono venuto a questa iniziativa perché rappresenta anche per noi a livello nazionale un punto avanzato di un'esperienza che speriamo possa trovare anche replicabilità in altri territori. E esprimo molta soddisfazione anche per il contributo che hanno fornito i colleghi siciliani nel riuscire ad intrecciare
competenze diverse, elementi innovativi della digitalizzazione, un progetto davvero in linea coi tempi e che forse ci dà una mano anche a recuperare un gap che tutti conosciamo benissimo, ovviamente di più gli anziani perché sono più fragili, delle debolezze della sanità. Dottor Salvatore Iacolino, dirigente generale dell'assessorato alla salute, oggi presente a questa iniziativa che CNA lancia un prototipo della telemedicina, una telemedicina che sicuramente negli anni prenderà sempre più piede. È proprio così, è uno strumento fondamentale che accorcia le distanze, consente di effettuare teleconsulti, consente di dare risposte assistenziali soprattutto in realtà disagiate, piccole isole, presso il domicilio del paziente. Quindi è una realtà importante che va ulteriormente rafforzata, potenziata e stiamo lavorando su questo. Il PNRR prevede risorse importanti che stiamo finalizzando per garantire servizi di qualità in favore del cittadino che è al centro delle iniziative del governo regionale. Anche l'assessore Pulla ha voluto portare il suo contributo qui a questo convegno della CNA sulla telemedicina anche per informare del lavoro che state facendo al Comune. Abbiamo colto positivamente l'invito di CNA, sempre attenta su questi temi. Oggi sono nella doppia veste di assessore alle politiche sociali e della digitalizzazione del Comune di Agrigento, oltre al saluto istituzionale ad essere presente in questo importante convegno, ho dato delle informazioni relative a quello che il Comune di Agrigento in questo momento sta facendo, cioè quello di approfittare della opportunità unica e rara del PNRR. Abbiamo aderito alla missione 3 e alla missione 5, la prima per quanto riguarda la digitalizzazione e l'altra per quanto riguarda il settore sociale. Abbiamo avuto e ottenuto i finanziamenti relativi alle misure, parliamo di importanti risorse economiche che verranno riversate poi nel tessuto sociale cittadino e stiamo lavorando attentamente e assiduamente affinché tutto possa procedere nel migliore dei modi. Ovviamente tutto questo passa da quello che è la costruzione di un percorso attraverso la costruzione della rete, una rete territoriale importante che deve coinvolgere la Chiesa, la scuola, l'associazionismo, il terzo settore, il Comune, le istituzioni tutte, affinché possiamo percorrere dei percorsi, scusate il gioco di parole, che siano positivi e ci portino a degli obiettivi importanti per il miglioramento della nostra città. Ricordate la storia dei falsi vaccini anti-Covid in cambio di soldi? Adesso sono arrivate le condanne per le infermiere interessate. Sono pene pesanti quelle richieste dalla procura per 4 imputati in relazione alle false vaccinazioni avvenute all'hub della Fiera, dove 2 infermiere, in cambio di denaro, 400 euro circa, anziché iniettare il farmaco contro il Covid-19, lo avrebbero buttato in una garza, come era emerso da un'inchiesta della Digos tra il dicembre del 2021 e il gennaio dello scorso anno. Qualcuno, soprattutto tra i Novax, avrebbe pagato pur di non entrare in contatto con il siero e avere però lo stesso il Green Pass necessario in quel momento per svolgere qualsiasi tipo di attività. Altri invece sarebbero stati non vaccinati a loro insaputa per una scelta di una delle infermiere. Del processo che si sta svolgendo con il rito abbreviato davanti al GUP Paolo Magro, il sostituto procuratore Felice De Benedettis, che aveva coordinato l'inchiesta con l'aggiunto Sergio De Montis, qualche giorno fa ha invocato condanne molto severe. 9 anni e 10 mesi di carcere per Giorgia Camarda e 6 anni e 4 mesi per Anna Maria Lobrano, ovvero le 2 infermiere in servizio al civico che nell'hub della Fiera, totalmente estraneo ai fatti, si sarebbero prestate a non vaccinare i cittadini in cambio di soldi. Il PM ha poi chiesto 8 anni di reclusione a testa per l'attivista Novax Filippo Accetta e per Giuseppe Tomasino, che avrebbero pagato pur di sottrarsi alla vaccinazione. I 4 erano andati a giudizio con l'immediato, visto che le prove contro di loro, soprattutto i video, sono state ritenute lampanti. Si sono costituiti parte civile, l'ordine degli infermieri, rappresentato dall'avvocato Gaetano Priola, l'ospedale civico e anche alcune persone che, convinte di essersi vaccinate, avevano poi scoperto che la loro dose era stata buttata in una garza. I 4 furono arrestati perché sulla scorta di intercettazioni ed immagini captate dalla Digos emergeva chiaramente il gesto
di sbarazzarsi del siero. Lobrano durante l'interrogatorio aveva ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver agito perché avrebbe avuto bisogno di soldi per sostenere gli studi universitari del figlio. Camarda invece sarebbe stata spinta da una ferrea convinzione Novax, si faceva persino il segno della croce prima di procedere, tale da arrivare a non vaccinare anche persone che chiedevano e volevano la somministrazione contro il Covid, ma soprattutto accette Tomasino, pur non avendo ricevuto alcun farmaco. Il secondo si sarebbe comunque convinto di stare male e in alcune intercettazioni chiamava l'attivista Novax e gli chiedeva: dimmi una cosa, ma a te fa male un po' il braccio? E l'altro rispondeva: no, a me non fa male niente, Tomasino, però vedi che nella bambaggia gliel'ho visto cadere. Riferendosi al siero: io ho paura, diceva ancora, terrorizzato dall'aver ricevuto la dose. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, tra poco. Pagina sportiva, turno infrasettimanale per l'Acragas che incontra il Città di Sant'Agata all'Esseneto. Carmelo Lentini. Dopo il tonificante successo ottenuto sul campo di Palmi contro la Gioiese, l'Acragas gioca il suo primo infrasettimanale questo mercoledì contro la compagine peloritana del Città di Sant'Agata allo stadio Esseneto con inizio alle ore 16:30. Un turno problematico per certi versi per i colori biancazzurri, che alla sua terza giornata di campionato deve fare i conti con diversi infortuni. Un po' lunga la lista: il difensore Marco Rossi, lo spagnolo Perez, c'è anche il giovane greco, Lemure è andato via per problemi familiari, ai quali si sono aggiunti Echeverria e Petrucci. Ritornando alla sfida con la squadra peloritana del Città di Sant'Agata, non deve trarre in inganno il risultato maturato negativamente la scorsa domenica contro la corazzata vibonese, che è avvenuta tra le mura amiche. La giovane compagine affidata all'esperto tecnico Michele Facciolo ha esordito in campionato andando a vincere proprio sul campo del Castrovillari. Si tratta di una squadra molto giovane e per questo imprevedibile, per cui l'Acragas deve mantenere alta la concentrazione e scendere in campo con la giusta mentalità. Per questa sfida è scontata dunque l'assenza di Echeverria e Petrucci, di cui si attende l'esito della risonanza magnetica, e poi non si sa cosa possa avere Marco Rossi. Praticamente questa gara, a cui inizio è programmata, ricordiamo ancora una volta, alle 16:30, è stata affidata a Ferdinando e Emanuele Toro di Catania. Gli assistenti saranno Giuseppe Di Marco di Palermo e Salvatore Damiano di Trapani. Ma vediamo il cartellone di questa terza giornata. Dunque sarà l'Esseneto Acragas Sant'Agata, poi ci sarà il derby al Saraceno tra il Canicattì e il Licata, Castrovilla Trapani, Virtus Igea San Luca, Locri Portici, Reale Casalnuovo Gioiese, San Cataldese Siracusa e Vibonese Ragusa. La gara alla Fenice Marando ex Regina Lamezia è stata rinviata a data da destinarsi. Riposerà invece la Cireale. Ma vediamo un po' cosa ne pensa alla vigilia di questa sfida il tecnico Marco Coppa. Mister Marco Coppa, archiviata la vittoria, bella, importante sul campo della Gioiese, domani è già campionato, si affronta all'Esseneto il Sant'Agata, una partita che si preannuncia emozionante e combattuta. È una partita come tutte le altre, perché ho avuto modo anche di guardare la partita dei nostri avversari di domani e come tutte le altre avversarie è un avversario preparato sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista atletico. Non ci sono partite facili in questo campionato, lo stanno dimostrando anche i risultati di ogni domenica, per cui noi domani dobbiamo tentare di sfornare un'altra prestazione come quella di 3 giorni fa a Palmi, dove ho visto una squadra di grande carattere, di grande personalità, oltre che di grande equilibrio tattico. Poco tempo per prepararla, in questi 2 giorni su cosa hai lavorato? No, ma in questi giorni abbiamo dovuto lavorare ancora per l'ennesima volta per cercare di mettere in campo una squadra, una formazione che potesse darmi più garanzie possibili, perché non ci dimentichiamo che noi domenica abbiamo perso 2 elementi importanti come Echeverria e come Petrucci, e per cui mi sono messo a lavorare già da domenica sera per cercare
nuove soluzioni che semplici non sono da trovare, però domenica ho avuto risposta anche dai ragazzi che sono entrati in corsa, posso confidare veramente su tutti, anche su quelli che fino a questo momento hanno giocato poco, e quindi domani spero davvero che questi ragazzi mi diano un'altra prova di attaccamento alla maglia, ai colori, e di attaccamento al lavoro che stiamo facendo dal 24 di luglio. Sotto l'aspetto tattico, tecnico, che gara ti aspetti? Io mi aspetto una gara, ripeto, da un punto di vista tattico, una gara dove bisognerà stare attenti, bisognerà avere una lettura giusta durante tutti i 95 o 100 minuti come abbiamo giocato domenica, perché sono stati 100 alla fine minuti con tutto il recupero, e quindi dobbiamo tentare di stare sul pezzo tutta la partita, cercare di non avere sbavature, grande attenzione, e io mi auguro, ripeto, ancora una volta di continuare un percorso con questi ragazzi che da inizio anno ci ha visto disputare 4 partite ufficiali, vincerne 3, a me dispiace ogni tanto che qualcuno lo dimentichi, perché per me invece ribadirlo è importante, perché lo debbano sapere i ragazzi. Ne abbiamo parlato dentro lo spogliatoio, i ragazzi lo sanno benissimo di aver disputato 4 partite, non 1 o 2, e vinte 3. Poi sai, noi allenatori per cercare di giustificarci quando perdiamo le partite di Coppa Italia diciamo che non hanno valore, non hanno importanza, ma nessuno in effetti vorrebbe perdere mai una partita, neanche un amichevole. Per cui questa è una squadra che fino ad oggi ha fatto un percorso, devo dire, importante, e domani vogliamo proseguire. Chi recuperi per domani? Per domani vediamo in testa un po' di cose, spero di recuperare dal primo minuto Cristian Giamma, ma ancora è un punto interrogativo. E oggi gioca anche l'Eccellenza per l'andata di Coppa Italia. In programma il derby Sciacca-Pro Favara. Arbitro sarà Luigi Canicattì, assistito da Federico Principato e Gaetano Florio, tutti della sezione di Agrigento. Si gioca anche in Eccellenza, ma per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, Girone A. Pro Favara in campo a Sciacca contro la locale Unitas, in una gara dove i rispettivi tecnici potrebbero effettuare una sorta di turnover. Entrambe le compagini comunque mirano a vincere per superare il turno, ma attenzione perché ci sarà da giocare anche la gara di ritorno. La gara, che inizierà alle 15:30, sarà diretta da una terna tutta agrigentina. Luigi Canicattì di Agrigento con assistenti Federico Principato e Gaetano Florio, tutti della sezione della Città dei Templi. Queste le altre gare in programma nello stesso girone, il cui inizio, ricordiamolo, sarà alle ore 15:30. Don Carlo Misilmeri Athletic Club Palermo, Mazzara Fulgatore, appunto Sciacca e Pro Favara, Supergiovane Castelbuono, Casteldaccia. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.